Invece lei è protagonista di una notizia che in questi giorni è stata ampiamente ripresa dai giornali e dalla rete, di un esperimento che riguarda una retina artificiale biocompatibile, che potrebbe essere una grande speranza per coloro che sono affetti da malattie degenerative della retina. Ci racconta a che punto è questo lavoro? Sì, dunque intanto è un altro aspetto, diciamo, che possiamo vedere dell'interfaccia uomo-macchina, anche se in questo caso la macchina è molto semplice e si tratta appunto di una retina artificiale che possa fare le veci dei nostri fotorecettori, cioè dei coni e dei bastoncelli, che sono dei neuroni modificati che sono sensibili alla luce. E noi all'Istituto Italiano di Tecnologia, in collaborazione tra il mio Dipartimento di Neuroscienze e il Dipartimento del professor Lanzani, che si occupa invece di fotovoltaico organico, cioè in altre parole delle celle solari del futuro, che anziché basarsi sul silicio si basano su dei polimeri organici, dei polimeri del carbonio, e abbiamo provato a vedere se questi polimeri fotovoltaici erano in grado di generare dei segnali elettrici in grado di attivare i neuroni. E effettivamente abbiamo visto che l'illuminazione di questi polimeri induceva l'attivazione di neuroni che di per sé non sono sensibili alla luce. Quindi il passo successivo, che è quello che abbiamo pubblicato di recente, è stato di provare se questi polimeri potevano effettivamente sostituire i fotorecettori che in malattie piuttosto frequenti nell'uomo, come la retinite pigmentosa, che è la più grave, o la degenerazione maculare, degenerano, rendendo quindi i pazienti praticamente ciechi, cioè l'occhio non più sensibile alla luce. E allora noi quello che abbiamo fatto, abbiamo provato a stratificare una retina espiantata da un animale da esperimento cieco, che aveva la degenerazione dei fotorecettori. Ci sono tanti modelli genetici di queste malattie umane degenerative, e l'abbiamo appoggiata sul sottile strato di polimero, ed effettivamente quello che abbiamo visto è che illuminare questa retina, che di per sé non dava nessun segnale elettrico, viceversa una volta posta sul polimero si ottenevano dei segnali elettrici del tutto paragonabili a una retina vedente. Gli stessi segnali che sono generati dalle cellule gangliari che vengono spedite poi al cervello verso la corteccia visiva. Quindi quello che noi stiamo facendo adesso è stratificare questi polimeri in substrati che siano flessibili, biocompatibili, e abbiamo già iniziato l'impianto su animali, appunto questi modelli di animali con la retina degenerata, per vedere se questo impianto può recuperare la funzione visiva, perlomeno la sensibilità alla luce dell'occhio. Ecco, parlare di funzione visiva è ancora un pochettino arrischiato, esatto. Fabio Benfenati, grazie, naturalmente le auguro buon lavoro, torneremo a parlarne. Fabio Benfenati, neurofisiologo dell'Istituto di Tecnologia di Genova.